modo felice questa sera, è un'occasione particolare. Perché? Perché noi abbiamo cominciato esattamente 4 anni fa, il 13 dicembre 2009, dovevamo fare un ciclo di 13 conferenze del 13 e invece poi la cosa è andata avanti e siamo arrivati al 4° compleanno. La seconda cosa di cui sono molto felice e onorata è che questa sera il nostro relatore è il regista Massimo Mazzucco, che è vissuto per quasi 20 anni a Los Angeles, ora è rientrato in Italia e diciamo che la sua prima uscita come conferenziere è questa sera proprio qui da noi a Vittorio Veneto. Ma per presentarvi meglio Massimo Mazzucco vorrei chiamare il nostro caro amico Tom Bosco. Allora Massimo, io adesso lascio la parola a questi 2 grossi calibri. Grossi calibri, bello. Prego. Devi tenerli tutti e 2 perché si sente in registrazione, siamo professionali, Perché dos è meglio che one. Va bene, buonasera a tutti, io mi associo a Francesca perché anche per me è veramente un piacere enorme essere qui stasera a presentare Massimo. Ma intanto, vabbè, per chi non mi conosce, io sono Tom Bosco, sono il direttore responsabile della rivista Nexus, l'edizione italiana di una rivista australiana che si occupa appunto di fornire un certo genere di informazioni che ben difficilmente si trovano o si leggono nei mainstream media, come vengono definiti. E niente, appunto nel corso della mia attività che parte nel lontano 1995 mi sono occupato degli argomenti più svariati. Scusami, piccolo problema tecnico, sembrerebbe che uno dei 2 microfoni non sia acceso. Uno dei primi siti in cui mi sono imbattuto fu proprio quello di Tom Bosco, il quale aveva già messo in rete quello che credo sia il primo documentario in assoluto sull'11 settembre in plain sight. L'abbiamo prodotto proprio con DVD, abbiamo fatto l'edizione italiana di questo. Ecco, è stato il primo in assoluto e mi ricordo che lì il mio quarto d'ora seduto con la sedia a riflettere l'ho passato dopo aver visto quel film. Perché fra l'altro Kleist, come si chiama? Dave Kleist, von Kleist, è molto bravo anche a spiegare, molto calmo, molto preciso, molto logico, a me piace molto l'approccio logico, non l'approccio emotivo, e per me era chiarissimo a quel punto, no? Insomma, mi ha preso sta malattia che purtroppo mi ha portato alla degenerazione di oggi, che sono arrivato al punto in cui sono arrivato a occuparmene veramente a fondo, fino all'ultimo film che ho fatto. Ho fatto il primo documentario mio sull'11 settembre, è stato Inganno Globale del 2006, che fu mandato in onda con sorpresa di tutti da Matrix, da Mentana, e che scatenò un mezzo putiferio quell'estate in Italia perché tutti i giornali, soprattutto della destra, insorsero contro Mentana, no? Che di colpo cos'è sta storia che dai spazio ai complottisti, eccetera, eccetera, non esistono queste cose. E io mi ricordo infatti che la sera dopo la trasmissione chiamai Mentana pensando di trovarlo depresso per le botte che aveva ricevuto sui quotidiani. E gli disse, io te l'avevo detto che era un po' rischioso una cosa del genere. Dice, ma Massimo, ma che me frega, ma tu non hai idea, mi ha detto. Abbiamo fatto 6 milioni d'ascolto, non mi tocca più nessuno, mi ha detto così. Questa è una frase molto importante, poi vi spiego perché. Non mi tocca più nessuno. E infatti da quel giorno, che era giugno del 2006, fino a ottobre, ha fatto altre 8 puntate, o 7, su 11 settembre. Siamo arrivati al punto che nel maggio 2006 l'argomento 11 settembre era un tabù di cui non si poteva parlare in rete. A ottobre ricevevo le chiamate alle 3 di notte della redazione di Mentana, mi diceva, dottor Mazzucco, non c'è ancora qualcosa, un argomento, un altro aereo caduto, qualcosa di cui non abbiamo parlato, perché abbiamo fatto dunque il Pentagono l'abbiamo fatto, l'Alt United l'abbiamo fatto, le torri, che altro c'è? Perché volevano fare altre puntate. Questo cosa indica? Per chi conosce un pochino i meccanismi mediatici, indica che a quel punto, nel 2006, quello che era un grande ribollire dell'argomentazione 11 settembre in rete era arrivata al livello mainstream, quello che Tom Bosco prima ha chiamato i media mainstream. Cioè i mainstream hanno cominciato ad accorgersi che c'era questo argomento ricorrente, pesante e potente in rete.
Mentana è stato il primo, e lì il giornalista bravo è quello che riesce a rischiare un attimo prima degli altri. Infatti poi sono arrivati tutti, Gabanelli, quello che hai citato tu prima, c'è stata proprio, hanno aperto le saracinesche e di colpo si parlava solo di quello. Per un anno e mezzo era l'argomento perché faceva audience. Cioè la frase di Mentana, nessuno mi può più toccare perché abbiamo fatto 6 milioni d'ascolto, indica che in realtà non ci sono argomenti proibiti. Ci sono argomenti che arrivano ad un certo punto di maturazione nel sentire comune, nel subconscio, è una parola orribile ma ogni tanto bisogna usarla, nel subconscio collettivo, per i quali c'è una quantità sufficiente di desiderio di sapere, massa critica, e a quel punto c'è chi rischia, e se quello che rischia, se a lui va bene, come andò a Mentana, di colpo, arrivano tutti, e di colpo l'argomento diventa. Questo non vuol dire ovviamente che poi in Italia tutti fossero convinti che l'11 settembre è stato un autoattentato, sia chiaro, però vuol dire almeno che tutti in Italia sapevano che c'è un grosso problema con la versione ufficiale dell'11 settembre, cosa che non tutti i paesi del mondo occidentale hanno ancora raggiunto oggi. Ancora oggi in Francia, per esempio, sono molto più indietro, un punto del genere non l'hanno ancora raggiunto loro. In Germania idem, perché in Germania sono arrivati troppo presto. Ci fu un documentario mandato, credo, dalla ARD nel 2002, provocò una tale reazione da parte dei conservatori, diciamo da chi non voleva sentire parlare di questo, che è diventato un argomento tabù. In Germania sono ancora fermi lì, in Inghilterra non se ne parla a livello di mainstream. Noi siamo fra i più avanti in assoluto, nel 2007 l'avevamo già esaurito, ognuno si è fatto le sue idee, ma tutti bene o male avevano fatto la loro discussione. Comunque questo fu il risultato che mi spinse a continuare a fare ricerca anche su altri argomenti, perché nel frattempo, naturalmente, quando cominci a occuparti di queste cose, ti accorgi che non è un evento isolato che stai analizzando, ma stai analizzando uno dei 1000 aspetti di uno stesso evento molto più grande, che è quello che io ho voluto chiamare, dando così un nome alla mia collezione di DVD, le grandi menzogne della storia. Cioè ci sono dei meccanismi che si ripetono sempre, identici a se stessi, nei quali per un motivo o per l'altro, motivo giusto o sbagliato, la popolazione viene tenuta all'oscuro, viene ingannata su qualche cosa, perché c'è una necessità da parte di qualcuno di ottenere un certo risultato. Ho fatto una ricerca, ho iniziato a farla per motivi personali, ma sono finito a farla in termini generali sul mondo del cancro. Una delle cose che mi ha mosso in questo. È curioso trovare qui Tom Bosco e Mondini insieme questa sera, perché lessi il suo libro a suo tempo e cominciai a fare 2+2 anche sulla questione del cancro, e ho cominciato a fare ricerca e ho trovato che nel corso dell'ultimo secolo ci sono state almeno 10, 12, 15 potenziali cure apparentemente valide, ma che non sono mai state testate a livello scientifico per motivi troppo lunghi da spiegare qui, che però sembravano essere molto promettenti, che sono sempre state soppresse, ignorate, cancellate, o delle quali certe volte addirittura il propositore è stato messo in prigione, Hammer è uno di questi, oppure è stato comunque radiato, come per esempio il caso di Simoncini, che credo abbiate conosciuto qui a un certo punto. Quindi ho messo insieme questo secondo film che si intitola Cancro, le cure proibite, dove in realtà non faccio non propongo non spezzo una lancia a favore di nessuna cura particolare, dico semplicemente i dati mostrano che nel 1920 accade questo fatto rispetto a questa persona, questo tipo di cura, nel 30 ci fu questo fatto rispetto a questa persona, questo tipo di cura, e se uno ha una certa capacità, come dire, sintetica, e vede tutte queste storie messe insieme, si accorge che c'è sempre lo stesso meccanismo in funzione, che è quello della proposta di una cura basata su prodotti naturali, di una reazione da parte delle autorità mediche, dell'accademia medica, che respinge tutto ciò che ovviamente non ricade nel loro paradigma, specialmente se non è curabile invece con le cure farmaceutiche, e una messa al bando più o meno pesante, più o meno violenta, in certi casi anche con la morte, il caso di quello che è morto in prigione, come si chiama? Wilhelm Reich, che addirittura è stato messo in prigione e poi purtroppo per lui è morto di solite cause naturali che succedono sempre nelle prigioni americane quando nessuno più ti vede. Vado non in ordine temporale, perché non mi ricordo neanche più io quale ho fatto prima e quale dopo.
A un certo punto, poi ho fatto un terzo film che io ritengo importante perché potrà essere utile magari più avanti, quando si tornerà a parlare di cannabis a livello industriale, che è La vera storia della marijuana, nella quale mostro, in termini abbastanza così ben documentati, come in realtà il problema della marijuana sia di tutto meno che un problema della droga, cioè l'aspetto droga della marijuana è solamente ciò che è stato utilizzato da chi voleva togliere di mezzo la cannabis come prodotto industriale negli anni 30 per lasciare lo spazio alle nascenti industrie del tessile sintetico e del petrolchimico. L'aspetto a sua volta medico della marijuana ha un'importanza enorme perché fra le altre cose si è scoperto, è stato dimostrato anche in laboratorio che cura il cancro. Quindi il THC, il contenuto della marijuana, sia in test di laboratorio che in test di secondo livello, come si chiamano quando fai i test sui ratti di laboratorio? Ci sono 3 livelli, il primo è il laboratorio, il secondo i ratti, il terzo sono gli umani. Ecco, fino al secondo livello è stato dimostrato già 10 anni fa da un medico spagnolo che la marijuana fa regredire le metastasi cancerogene. Quindi anche quello lo ritengo importante perché non solo ci è stato tolto un prodotto industriale con il quale si poteva fare di tutto, e si è sempre fatto di tutto nella storia, cibo, medicine, carburanti, eccetera, eccetera, fino ad essere una medicina che era usatissima fino all'inizio del secolo scorso e che poi è stata tolta di mezzo grazie alla demonizzazione dell'aspetto droga. Poi ho fatto un film un po' particolare, che può sembrare particolare rispetto agli altri, sugli UFO, intitolato I padroni del mondo. Detto da te mi fa piacere. Mi è successo che nell'estate del 2008, questo me lo ricordo bene la data, vidi che Larry King, non so se sapete chi era, quel giornalista con le patelle famoso della CNN americana, fece addirittura 4 puntate tra luglio e agosto invitando dei militari che parlavano di UFO. Siccome non l'ho mai ritenuto un cretino, mi sono risvegliato al problema. Ho fatto un po' di ricerca e ho messo insieme un film che in realtà non parla di omini verdi, perché gli unici omini verdi di cui sentite parlare in quel film sono i militari, in realtà. Sono loro il vero problema degli UFO, nel senso che mostro come militari dal 1950 ad oggi praticamente hanno tenuto segreto tutte le informazioni che loro hanno, vere, false che siano, non importa, comunque hanno negato a priori un problema che invece ovviamente esiste, e che è quello di oggetti non identificati, e mostra soprattutto come abbiano messo a punto proprio sull'argomento UFO quello che è la tecnica moderna del debunking. Debunking è una parola, non so, alzate la mano, quanti conoscono il significato di debunking? Relativamente pochi. Debunking è lo smontatore, letteralmente to debunk vuol dire smontare qualche cosa. Lo smontatore è quello che va in televisione e dice: ah, sono tutte stupidaggini quelle dei complottisti, non è vero che le torri gemelle le hanno buttate giù con gli esplosivi, guardate qui c'è una spiegazione molto semplice, questi sono solamente dei fuori di testa, bla bla bla. Cioè è colui che difende sistematicamente le versioni governative ufficiali. È diverso il debunking dalla persona dello scettico. Cioè, lo scettico è uno che dice: ma non so, mi piacerebbe saperne di più, fammi sapere cosa hai tu, vediamo cosa ha lui e decido io. Questo è lo scettico. Il debunker invece sistematicamente fa questo per motivi, non sono pagato 400 euro all'ora per psicanalizzare ciascuno di loro, però chiaramente lo fanno per motivi che non sono solamente economici, ma credo anche e soprattutto psicologici. Cioè sono persone che amano lo status quo, che amano le cose come sono, che hanno paura del cambiamento, che non vogliono che si diffonda l'idea possibile dei complotti. E a questo punto posso raccontarvi un episodio molto significativo che mi è successo qualche anno fa. Quanti di voi sanno chi è Paolo Attivissimo? Ecco, guardate, sono di più quelli che sanno chi è Attivissimo, non sapete che Attivissimo è il debunker per definizione, quindi adesso avete anche l'etichetta da appiccicarli. Attivissimo è il debunker numero 1 in Italia su vari argomenti, fa parte del CICAP. Il CICAP è un'organizzazione nata esattamente con questo scopo. Mentre ti dicono di voler combattere i maghi e gli stregoni, hanno approfittato di questa credibilità che si sono creati, meritatissima, nello smascherare 4 stregoni da 3 lire, e si sono erti a portatori della parola della scientifica e
con la scusa che non ci sono prove scientifiche di qui e di qui e di là, negano tutto quello che è la tesi complottistica sul caso Kennedy, sugli UFO, sulle medicine alternative, sull'11 settembre ovviamente, sulle scie chimiche, eccetera, eccetera. È un mestiere, diciamo che è un mestiere che esattamente come io e Tom combattiamo una certa battaglia, loro combattono un'altra. Non sta scritto da nessuna parte che abbiamo ragione noi, che abbiamo torto loro, hanno diritto di esistere anche loro. Il risultato purtroppo che portano è molto negativo, perché viviamo in una... scusate, volevo parlare dell'episodio di Attivissimo. C'è stato un periodo durante la lunga guerra combattuta fra me, Tom e altri dalla nostra parte, e Attivissimo e il CICAF dall'altra, sull'11 settembre, nel quale io ho tentato di parlare con Attivissimo. Ci siamo parlati varie volte al telefono, anche perché volevo capire fino a che punto fosse in malafede nel raccontare le cose che racconto, o se per caso magari fosse tordo proprio di suo, perché può succedere anche un caso del genere. Mi sono reso conto e vi racconto un dialogo che c'è stato fra me e lui, molto significativo. A un certo punto gli dissi: ma scusa, perché tu continui a negare tutte le nostre argomentazioni sull'11 settembre? Sono troppe, sono troppo evidenti certe prove. Non ti conviene ammettere qualche cosa, e magari non tutto, però almeno non fai proprio la figura del tordo, perché quando io ti dico che non c'è un aereo nel buco di Shanksville e tu non hai da rispondermi, fai una brutta figura. Non ti conviene ammettere che magari quello lì è un mistero. Lui mi rispose, letteralmente me lo ricordo ancora, dice, no, perché se cominci a ammettere una cosa poi devi ammettere tutto. Quindi la misura della malafede l'ha avuta in quel momento ovviamente ho smesso di perdere tempo a parlare con lui, io ho cominciato a combatterlo con tutta la violenza, il veleno di cui sia capace io, che in certi casi è pesantissimo, ed è diventato per me il nemico numero uno, non come persona, ma perché rappresenta proprio quel tipo di disinformazione che rende difficilissimo per la gente normale che vuole capire, vuole soltanto capire, rende difficilissimo arrivare a capire cosa è successo, perché il problema della disinformazione forse è ancora più importante di quello della mancanza di informazione. Sono due livelli diversi, anzi, dello stesso problema. Proprio oggi mi è successo un episodio, venendo qui in aereo, che vi racconto perché è stato molto carino. Salendo, dunque faccio una piccola premessa. Riguardo l'11 settembre, uno dei vari problemi con la versione ufficiale è che il secondo aereo, quello che ha colpito la seconda torre, è stato registrato dai dati radar, viaggiava a una velocità di 510 nodi vicino al livello del mare, cosa che è assolutamente impossibile per un aereo di quel tipo. Cioè un aereo di quel tipo a quella velocità sarebbe come viaggiare con una 500 a 400 all'ora e sperare che le lamiere si spacca a pezzi la macchina, proprio per... A beneficio, spiega che a certe quote può... Certo, ovviamente, grazie. Il pilota. Gli aerei possono viaggiare a quelle velocità ovviamente a 10.000 metri, è il motivo per cui vanno così in alto, perché non ci sarebbe nessun motivo di andare a 10.000 metri per attraversare l'Atlantico quando puoi farlo a 1.000. È che a 1.000 la densità dell'aria è molto forte e quindi sei costretto ad andare molto più adagio e a spingere molto di più con i motori. È come un uomo che corra sulla terra normale e poi provi a correre sott'acqua. Se corri in un fluido molto più denso, pur facendo la stessa fatica, vai molto più adagio. Se tu vieni spinto alla stessa velocità sott'acqua alla quale andresti invece, e domani vedrete questo esempio nel film, chi verrà a vederlo, chiaramente a un certo punto l'attrito dell'acqua ti stacca le braccia, ti stacca la testa, ti stacca le gambe, non riesci, non puoi farlo. Allora, siccome c'è questo problema di questo aereo che è stato cronometrato a 200 miglia orarie, quindi a 300 km all'ora oltre al suo limite massimo, non è poco, stiamo parlando del 200% in più, non di un piccolo scarto in più. Allora io ho visto, si è seduto di fianco a me un pilota, uno di quelli che tornavano da un viaggio, quindi che viaggiava come passeggero, no? E quando ho visto sedersi il pilota ho detto, questo è mio. Nel momento in cui ha chiuso il cinturone sono partito e non l'ho più mollato fino alla fine, anche perché lui aveva piacere veramente di discutere. Ho cominciato a chiedergli, può un 767 modello 200? Gli ho detto, senza dirgli niente, senza dirgli il motivo, gli ho detto, posso fare una domanda tecnica? Certo, si figuri, si sentiva molto importante. Gli ho detto, può un 767 modello 200 volare per 2 minuti a 510 nodi orari di airspeed, non di ground speed, cioè velocità reale effettiva rispetto al vento, a 700 piedi di altezza, cioè 200 metri di altezza prima di arrivare a colpire la torre? Ma no, assolutamente impossibile, mi ha detto. Così, no? Adesso le spiego perché gliel'ho chiesto. Perché nell'11 settembre questo è il secondo aereo, è stato cronometrato a questa velocità.
A questo punto lui si è reso conto di aver già infilato la zampa nel fango fino a qui, perché ha detto cazzo, sono già complottista senza saperlo, no? Ha tentato una marcia indietro di quelle comiche che avrei pagato per averla cinepresa per filmarlo. No, perché cioè, è pure possibile a un certo punto, se fa una picchiata forte forte, poi spingi con i motori, però c'era l'altro dietro, il pilota, il suo collega, che sentiva e gli ha dato una spinta, dice, ma che cazzo sta a dire? Ma 5 ci dice, ma ndo cazzo vai, ma che lo si spacca tutto, ma lascia, non di cazzare. Giuro, avrei voluto filmarlo, perché un pezzo. Allora, ovviamente tirati dentro fino al collo c'erano ancora 40 minuti di volo e questi poveracci cioè, non c'era scampo perché a loro stessi si sentivano. Cioè, l'altro dietro che ascoltava, questo qui invece che continuava a fare domande, dice, ma allora l'aereo del Pentagono, quello del Pentagono non c'è, lei l'ha visto? No, ma come non c'è l'aereo del selfie non c'è un buco con dei pezzi di ferro per terra che possono essere del mio motorino. E anzi hanno trovato dei pezzi di questo aereo, notizie della CNN, a 14 km, cioè 8 miglia dal punto di. L'altro dietro, allora non buttato giù, è chiaro, no? E che cazzo stai, 8 miglia, hai capito? Che vuoi stare a rimbalzare? Cioè sembrava una discussione da bar, però stavamo parlando dell'11 settembre, cioè, e mi sono reso conto di una cosa importante, di come queste due persone in realtà non fossero informate. Cioè i media tradizionali non ci hanno detto, ce l'hanno detto una volta, il martedì pomeriggio, ora di Los Angeles, che hanno trovato dei pezzettini di aereo a 14 km di distanza, ma non sono mai più tornati sulla cosa perché quello contraddice la versione ufficiale nella quale l'aereo sarebbe caduto invece tutto d'un pezzo. Allora c'è un problema di mancanza di informazione, che è il primo. Poi c'è il secondo problema, che è la disinformazione. Mentre scendevamo dall'aereo, l'altro, che ci ha messo un po' più a entrare in partita, dice, ma allora le Torri Gemelle, perché per esempio io ho sentito, poi mi ha riconosciuto, dice, ma poi lei è stato in televisione, mi sembra che l'ho visto, quindi era uno che aveva seguito. E dice, la storia lì per esempio delle Torri Gemelle, dice, gli sbuffi che vengono fuori dai lati, ma quindi è chiaro, non sono le bombe, quello è chiaro che è l'aria compressa che viene dall'alto e gli fa esplodere le finestre di fianco. Questa è la bugia che i debunker raccontano proprio per giustificare gli sbuffi famosi che si vedono durante i crolli delle Torri Gemelle. Per chi non lo sapesse, mentre le torri crollano, molte riprese mostrano ai lati delle espulsioni violente di cemento che sono esattamente uguali a quelle che avvengono quando si demolisce un edificio con la dinamite. I debunker, che per mestiere spiegano, fra virgolette, tutte le nostre obiezioni, a questo fatto hanno trovato la spiegazione che quelle espulsioni sono dovute al fatto che l'edificio, siccome crolla dall'alto, l'edificio è come una grande fisarmonica, ti dicono, l'aria dentro si comprime e quindi esce di fianco. Sembra una spiegazione accettabile, e infatti questo qui l'aveva accettata. Solo quando io gli ho detto, guardi che questi sbuffi avvengono 30, 40 o 50 piani più sotto del punto in cui avviene il crollo, e le Torri Gemelle erano divise in 3 segmenti separati, una dall'altra, per cui non c'era nessuna possibilità di trasmettere una ipotetica pressione dell'aria, se mai ci fosse stata, dal punto del crollo fino al punto dove c'è l'espulsione. Questo non lo sapevo. Questo dimostra che la bugia dei debunker di Attivissimo aveva funzionato da cerotto rispetto all'obiezione che noi facciamo sui crolli. Buon Natale. Quindi siamo di fronte in realtà sempre ormai, da quando c'è internet, a un doppio strato di problema. C'è la bugia ufficiale dell'11 settembre, per chi vuole crederlo, io non voglio convincere nessuno questa sera, però vi dico quello che penso io e se non siete d'accordo potete poi alzare la mano e ne discutiamo. C'è la bugia ufficiale, che sono i fatti fasulli che ci hanno raccontato dell'11 settembre. La versione ufficiale è una grande bugia costruita per coprire qualcos'altro. E poi c'è il secondo strato di bugie, che sono tutte queste stupidaggini che i debunker sono riusciti a inventare, che sembrano risposte apparentemente logiche, e ne vedremo anche degli esempi poi con le scie chimiche, perché fanno lo stesso con tutti, che vanno a tappare il buco a tutte quelle persone alle quali per un attimo viene il dubbio. Allora, l'amico pilota gli era venuto il dubbio, aveva guardato la puntata di Matrix, poi evidentemente si era andato a informare, ha trovato Attivissimo che gli dice, ma no, quelli sono gli sbuffi della pressione dell'aria, si era pacificato e ha detto, vabbè, sono tutte stupidaggini, lasciamo perdere.
Il vero nemico, secondo me, è la disinformazione ormai, più che la mancanza di informazione. Perché alla mancanza di informazione noi possiamo supplire molto in fretta. Ci facciamo le nostre ricerche. Su un sito, sul mio sito, ieri mi è venuto un dubbio, per esempio. Ho detto, ma c'erano le commemorazioni del 12 dicembre di Piazza Fontana. E io, sentendo le commemorazioni, ho sentito che erano state addirittura 3 le banche nelle quali furono messe delle bombe quel giorno. Banca dell'Agricoltura a Milano, con i 14 morti di Piazza Fontana. Banca Nazionale del Lavoro a Roma, con 16 feriti, nessun morto. E poi fu disinnescato un terzo ordigno nella Banca Commerciale Italiana, sempre quel pomeriggio. A quel punto mi sono detto, ma scusate, cioè, se uno deve fare il terrorista fa una farmacia, un supermercato e una bomba allo stadio. Perché 3 banche? Ho posto la domanda sul sito, ieri sera prima di partire, ho detto, ragazzi, guardate un attimo, stamattina ci hanno già trovato la risposta. Quelle 3 banche erano legate ad un progetto di ritorno alla sovranità monetaria dello Stato italiano e quindi avevano già cominciato, credo, devo leggere, sono impreciso, non l'ho letto molto di corsa, avevano cominciato a stampare moneta dello Stato da 500 lire, credo, non mi ricordo più, per cui può essere stato un avvertimento a queste banche di non seguire quella strada. Sarà un fatto che hanno smesso immediatamente di perseguire la strada della stampa del denaro da parte dello Stato. Era successo anche a Kennedy, anche lui è morto più o meno per lo stesso motivo. Quindi, voglio dire, quando uno cerca l'informazione le trova abbastanza in fretta. La disinformazione è più difficile da combattere perché invece è rivestita da questa patina di ovvietà, perché poi loro sono bravissimi, sono degli artisti, Piero Angela, questi qua, quando ti trattano il complottista come un povero malato di mente, hanno quest'aria di saggezza, di sapienza, e ti danno sempre quella risposta apparentemente semplice che fa sembrare il complottista un cretino. Questa è la loro specialità. Ma no, ma poverino, è questo, guardate. E tu ci credi perché la trovano bella. Adesso vi farò vedere degli esempi con le scie chimiche, che è la stessa identica cosa. Fanno anche i simpatici, scettici allegri, non ti piace questa cosa? Sono anche simpaticissimi, certo. Noi siamo invece brutti, abbrutiti, cattivi, non si sa bene da dove veniamo fuori, no? Comunque. Diciamo che sul motivo per cui esiste questo tipo, naturalmente io parlo io sono di una delle 2 parti, quindi nessuno di voi è obbligato a credere. Purtroppo qui non c'è attivissimo che possa dirvi la vostra, però proprio siccome c'è questa mancanza sistematica della controparte ormai da molti anni sull'11 settembre, nel film che vedrete domani, chi avrà voglia di alzarsi e di venire a vederlo, potrete ascoltare per ciascuno degli argomenti dell'11 settembre non soltanto quello che diciamo noi, ma anche tutto quello che dicono i vari Piero Angela, Paolo Attivissimo, come si chiama lui, quell'altro lì, Polidoro, il segretario del CICAP, eccetera, eccetera. E quindi potete confrontare voi le nostre obiezioni alla versione ufficiale, le loro risposte, e ciascuno può valutare di persona se le loro risposte siano valide o meno. Chi vuole capire qualcosa di 11 settembre, suggerisco fortemente di fare lo sforzo di venire a vederlo. Io ci ho messo 3 anni a farlo, questo non vuol dire che uno abbia 3 ore per vederlo, non è necessariamente automatico, però per chi vuole capire qualcosa su questo argomento suggerisco vivamente di venire a vedere il film, oppure lo potete trovare anche in rete gratuitamente, si chiama 11 settembre, la nuova per l'Arbor, oppure anche comprarlo qua. chi vuole darci una mano può anche comprare i DVD all'uscita, così dà una mano sia a me che all'organizzazione, che non siamo nessuno dei 2 figli dello sceicco, a quanto pare, quindi ogni aiuto sarà comunque gradito. Dunque, vediamo un po'. Mi ero fatto una piccola scaletta mentale che ho già perso 3 volte, ovviamente. Però il problema della disinformazione, parliamo adesso, siccome domani parleremo di 11 settembre, credo dopo il film abbastanza a fondo per chi lo vorrà, volevo farvi vedere appunto invece alcuni esempi di come i debunker utilizzano le loro stesse identiche tecniche anche per esempio su un problema come quello delle scie chimiche. Prima di parlarne vi faccio una domanda veloce: quanti di voi sono al corrente che c'è un problema di scie chimiche, cioè che per cui ci sono queste scie e non sappiamo più o meno la metà? Allora, no, quasi tutti. Allora cosa sono venuto a fare qui questa sera? Va bene, molto meglio, no, così mi risparmio di fare premesse inutili. Abbiamo un problema che qui, mi hanno detto fra l'altro è molto sentito, ma direi in tutta Italia. Io sono arrivato in Calabria, sono venuto a vivere da 2 mesi in Italia, sono in Calabria e ormai ho piazzato fisso il cavalletto sul terrazzino perché ne becco almeno una al giorno. Tra l'altro proprio ieri sono riuscito a prendere 2 aerei che volavano nella stessa direzione, a occhio erano alla stessa quota,
Uno aveva una scia cortissima, che è la scia normale di condensa che si forma dietro alle code di un jet. L'altro aveva una scia che andava da lì a Napoli praticamente, che non finiva più, ed erano nella stessa direzione identica. Quindi questo appunto spiega la differenza fondamentale, per chi, se c'è qualcuno che non lo sa, fra quelle che vengono chiamate contrails e quelle che vengono chiamate chemtrails, cioè scie di condensa o scie chimiche. La scia di condensa è un normale fenomeno che è sempre esistito da quando esistono i jet. Il getto di vapore di scarico caldo dell'aereo ad una certa quota dove fa abbastanza freddo, sotto i 40 gradi credo, mi sembra, meno 40, con 8000 metri almeno circa, non sono parametri precisi, però sono abbastanza... Livello di volo 200, perché l'ho chiesto proprio. Sapevo che avrei potuto contare su di lui su questo argomento. No, perché questa la vedo, perché quando ho cominciato a interessarmene io di questo argomento, ho fatto un po' come lui. Lui ha beccato i piloti all'Italia in aereo, io invece mi sono beccato un comandante che è un amico tra l'altro, Massimo Poggi, e a un convegno in cui era presente anche lui come ospite, a cena ho detto: senti Max, una scia di condensazione a che quota si può formare? Cioè al di sotto, qual è il limite massimo inferiore a cui può formarsi una scia di condensazione? Lui senza pensarci mi ha detto livello di volo 240, che tradotto in termini vuol dire a 24.000 piedi, che vuol dire 8.000 metri. Ha risposto in un attimo senza neanche pensarci. Salvo poi, quando ha capito perché gli facevo la domanda... Anche lui ha tirato dietro il piede. Si è trovato un attimo, prego, scusa se ti ho interrotto. Bisogna sempre iniziare dalla domanda trappola, ormai l'abbiamo imparato. Il problema è molto semplice, appunto, che una scia di condensa dura poco e si forma soltanto in certe condizioni, mentre vediamo aerei che volano a quote molto più basse o anche alle stesse quote, ma che lasciano una scia che non va più via, che rimane sospesa nell'aria e che man mano si allarga, e se ci sono varie scie parallele a un certo punto si uniscono e formano una coltre. Il problema è molto complesso. Le chiamano innocue velature. Infatti proprio vorrei parlare di questo meccanismo, adesso le chiamano. In generale anche qui c'è sempre il meccanismo di coloro che non vogliono che venga disturbata la quiete pubblica dal punto di vista mentale, che non entri nel cittadino. Come diceva Attivissimo, no? Se cominci a mettere una cosa poi devi metterle tutte. Quindi per proteggere lo status quo c'è gente che è fatta così, insomma, ha diritto anche loro di esistere e di combattere per quello in cui credono. Il problema è che creano molti più problemi a noi che invece cerchiamo di capire cosa succede. Tutto lì c'è un ostacolo doppio, come dicevamo. Se guardiamo proprio la questione delle scie chimiche, il problema è diventato ormai talmente evidente che è diventato impossibile nasconderlo. E quindi siamo passati ad una nuova fase, che è appunto quella frase lì che ha detto qualcuno le chiama innocue, altri addirittura, ve lo faccio vedere adesso, hanno già incorporato le scie chimiche fra una categoria di nuvole naturali. Okay? Quindi questo fa vedere come prima ci si nega il problema finché si può. Quando tu continui a rompere le scatole, vieni aggredito, attaccato, ti attaccano le etichette, complottista, cretino, deficiente, eccetera, eccetera. Quando comunque il problema viene fuori ed è talmente evidente che bisogna essere ciechi per non vederlo, allora viene metabolizzato con quello che è una spiegazione a posteriori, e fanno finta che la cosa sia naturalissima. Appunto, uno ha detto sono cose innocue. Adesso vi faccio vedere, scusate, purtroppo sono su un Macintosh, ma io sono purtroppo per me. Vediamo un po' se riesco, aspetta. Allora, fino a 7-8 anni fa, un qualunque atlante di geografia, e qui vediamo se ne trovo uno, eccolo qua, questo qui per esempio è una tabella del 2007, presa da un istituto di educazione, Thomson Higher Education, una qualunque enciclopedia online, e ci sono le varie tipologie di nuvole conosciute, sono dal più basso al più alto, strati, stratocumuli, nimbostrati, altocumuli, fino ai cirri, e basta. Queste erano le nuvole, fino ai nostri nonni avevano sempre avuto queste nuvole. Da un certo punto in poi, se vai nel sito della NASA, e questa qui è un'immagine di credo un paio di anni fa, trovi fra le varie categorie, sotto ai cirrostrati, cirri, cirrocumuli, cirri, contrail e contrail. Cioè contrail vuol dire scia di condensa. La scia di condensa in realtà, come abbiamo detto prima, pronto? Sì. La scia di condensa in realtà dura pochi secondi, è quella che si forma in coda all'aereo
perché le particelle espulse attorno alle particelle espulse dal motore si congela per un attimo l'aria fredda, ma poi siccome è una scia che sta al sole si scioglie subito, è il motivo per cui durano poco. Quelle che loro chiamano contrail in realtà sono chemtrail, cioè sono contrail permanenti. Le hanno incorporate addirittura nella categoria naturale di nuvole. Quindi il bambino di oggi cresce, studia sull'Atlante che esistono delle cose che si chiamano contrail. Quando vede una scia lunghissima così in cielo non gli fa assolutamente niente, perché per lui sempre sta perfino sull'Atlante, quindi sicuramente deve essere... C'è un problema? Pronto. Come? Quali sono i composti chimici che compongono? Signor. Il cappello di Mago Zurri l'ho lasciato in macchina, non me lo sono portato dietro. Non lo so quali sono, so una cosa, e Tom su questo può intervenire, che sono state fatte moltissime ricerche molto serie, sia da una certa Rosalind Peterson in California, che soprattutto da, come si chiama il numero uno del... Clifford Carnicom, grazie, che ha fatto analizzare decine di campioni prelevati dappertutto, però di questo parlane tu Tom, perché io non ho mai approfondito la parte chimica di queste cose. Sì, beh, senza andare tanto lontano, andare a cercare in America, possiamo trovare delle analisi fatte da comuni cittadini anche qua in Italia o comunque in tutto il mondo. E fondamentalmente i principali composti che sono stati rilevati nelle acque piovane e tra l'altro, vabbè questo lo dico dopo, sono fondamentalmente sali di bario, solfato di alluminio, Tom, vieni qua. anche polvere di quarzo, e in alcuni casi ho sentito parlare addirittura di torio, pensate un po' voi, e addirittura in alcuni casi materiali biologici piuttosto inquietanti, tipo plasma sanguigno o cose del genere. Quindi per aria hanno buttato veramente di tutto. No, quello che volevo aggiungere a questa per amore di discussione è che una delle, visto che parlavamo dei vari attivisti eccetera, che una delle maggiori obiezioni che sono state fatte nell'ambito della discussione sulle scie chimiche è ma se fosse come dite voi, cosa aspettate andare certo. in aria a prendere dei campioni in atmosfera? In effetti io ci ho pensato un sacco di volte, e tra l'altro siamo arrivati molto vicini a organizzare un'operazione del genere qualche anno fa, che poi è saltata per ragioni che adesso non sto ad elencare. Però credo che mi risulta che questo genere di analisi siano state fatte in quote, intendo, sono state fatte negli Stati Uniti da un gruppo di gente che lavora in ambito universitario, ma ancora più importante dovrebbe uscire, io tra l'altro con il buon Mario qui abbiamo anche dato un contributo perché esca questo documentario realizzato in Svizzera che oltre appunto a ricapitolare tutto quello che più o meno c'è da dire nell'ambito della discussione sulle scie chimiche, ha finalmente fatto proprio questo, ha organizzato una serie di campionamenti in quota con delle analisi chimiche che mostrano che cosa c'è nell'atmosfera a determinate quote. Detto questo... Sì, la sua domanda ha fatto un salto avanti, nel senso che ci sono due livelli del problema, come sempre. Il primo è stabilire se esiste veramente un problema, perché ancora per molta gente, l'altro ieri mi ha telefonato un giornalista locale, che non so se è presente in sala, può alzare la mano a farsi vedere, che mi chiedeva appunto di cosa avrei parlato, mi ha chiesto se avrei parlato di scie chimiche e poi mi ha detto, ma insomma lei intitola la sua cosa Le grandi dimensioni della storia. Ma non è detto che siano menzogne, ci sono anche quelli che invece non la pensano come lei, no? Mi ha detto, io dico certamente. Il problema infatti, quindi il primo problema è di verificare se esiste o meno veramente questo problema, perché i debunkers cosa fanno? Negano il problema a monte, non dicono no non è bario, è soltanto la marmellata della nonna quindi non fa male, dicono non c'è un problema scie chimiche. Per farlo vi farò vedere, prima finisco l'ultima slide perché questa qui è interessante, sempre a proposito della metabolizzazione del problema. Questa slide che vedete è presa da un sito qualunque, no, questo qui è il sito degli insegnanti americani, c'è una Teachers Association of America, e dice, c'è un'immagine che vedete chiaramente, che quelle chiaramente non sono scie di condensa ma sono scie chimiche perché permangono, non è possibile che 12 aerei siano passati nell'arco di 10 secondi ciascuno, tutti contemporaneamente un attimo prima della foto, quelle sono chiaramente scie che permangono da tempo. Ma nella scritta in alto a destra c'è scritto
Le strisce bianche che vedete uscire dagli aerei che volano in alta quota si chiamano contrails, cioè scie di condensa, che è un abbreviativo per scie di condensazione. Le contrails sono nuvole che si formano quando il vapore dell'acqua si condensa e si congela intorno alle piccole particelle che escono dai tubi di scappamento. Cioè hanno usato la spiegazione classica di quello che è una vera scia di condensa, che è quella breve, che dura pochi secondi, e l'hanno applicata sfacciatamente a quelle che sono invece scie permanenti. Quindi il bambino, nuovamente, che va sul sito degli insegnanti americani, chiama queste contrails, non le chiama più chemtrails, cioè scie chimiche. Quando le vede dice sì, sono normali scie di condensa. Cosa sta lì a fare i calcoli il bambino? Come fa a sapere lui che una volta, chissà perché, le scie duravano pochissimo, queste scie adesso invece rimangono lì tutto il giorno? Cosa è cambiato? Questo era l'ultimo esempio di come appunto il sistema, quando un problema è diventato troppo grosso per nasconderlo, lo metabolizza e te lo nasconde. Hanno fatto la stessa cosa adesso con l'Area 51, la stessa cosa identica, cioè fino a ieri l'Area 51 non esisteva ufficialmente. Adesso che lo sapessi che esiste l'Area 51 e che quindi non si può più nascondere il problema, hanno detto sì, è vero, ok, lo ammettiamo, vi abbiamo tenuto un segreto, sì, non ve l'avevamo detto, c'era questa Area 51, la usavamo per fare gli esperimenti degli U-2. Gli U-2 sono quegli aerei dell'esplorazione degli anni 60, quelli lunghissimi, che volavano sulla Russia, su Cuba, facevano le foto dall'alto, erano i precursori dei satelliti quando non c'erano ancora i satelliti. Nessuno dei giornalisti che ha riportato questa notizia è venuto in mente di chiedere: ma scusate, gli U2 avete smesso di usarli nel 68, com'è che l'Area 51 ancora oggi è proibita, non si può andare? A nessuno è venuto in mente questa cosa. Ma loro possono rispondere perché comunque è un'area di collaudo per aerei. benissimo, esatto, cioè c'è sempre, quando non puoi più nascondere il problema, lo metabolizzi e gli dai un'altra bugia in questo caso. Vediamo adesso, scusate, non so se è in ordine, ecco. La prima spiegazione, per esempio, che ti dà Attivissimo, presa dal suo sito, sul fatto che ci siano queste lunghe scie di condensa è: il traffico aereo oggi è fortemente aumentato rispetto agli anni, anzi dice, l'ha preso la frase dal suo sito, dice: il traffico aereo in Italia dall'86 al 2006 è triplicato. Sembra di nuovo una di quelle spiegazioni, certo non è più come una volta, ecco perché, sembra una spiegazione apparentemente valida. In realtà, se ci pensi, il numero di aerei che volano non ha niente a che vedere con la lunghezza della scia che lasciano. Una volta, se fossero passati 100 jet in un minuto, avrebbero comunque lasciato una scia corta. Quindi la quantità di aerei non ha niente a che vedere con la lunghezza della scia che lasciano, ma loro usano questo sistema, che fra l'altro è basato su una bugia, perché in realtà non è vero che negli ultimi 10 anni il traffico aereo sia triplicato, ma è diminuito in tutto il mondo. Io ho trovato questa tabella dell'Organizzazione Generale di tutti gli aeroporti del mondo, dove ci sono i movimenti, cioè per movimento si intende un qualunque atterraggio o decollo, credo, di un aereo, in tutti i più grossi aeroporti del mondo. A sinistra c'è la colonna del 2001 e a destra quella del 2011. Se guardiamo per esempio Los Angeles, nel 2001 783.000 movimenti, nel 2011, 10 anni dopo, 660.000, quindi è diminuito il traffico aereo. Londra, 460.000 nel 2001, ma di qua Londra non c'è, nella versione originale avevo fatto i cerchietti, qui non li trovo più, scusate. Allora l'altro era New York La Guardia, 384.000 movimenti nel 2001, 339.000, quindi è diminuito di quasi il 5% nei 10 anni. Quindi in realtà il traffico aereo è diminuito negli ultimi 10 anni, quindi la scusa non solo non è appropriata perché è ingannevole, ma è anche falsa proprio come frase. In un articolo del New York Times del 2008 leggiamo: le aerolinee 2008, quindi 5 anni fa, a metà esatto dell'arco di cui stiamo discutendo, stanno riducendo i programmi di volo interni fino al 20% a causa del crescente costo del petrolio. Riduzioni ulteriori sono previste per l'anno prossimo. L'articolo dice anche, ad esempio, che a St. Louis il traffico aereo è crollato del 50% dal 2000 a oggi, a Pittsburgh è dimezzato nell'ultima decade, a Cincinnati il traffico passeggeri è diminuito del 36% dal 2500 ad oggi. Quindi ci mentono i debunkers e in più utilizzano quel tipo di bugia che sembra appacificare il tuo dubbio che magari ti è venuto per un attimo. La seconda spiegazione che danno i debunkers per queste scie, che nessuno riesce a spiegare in realtà, perché non puoi spiegarle se non con appunto un qualche composto chimico al loro interno, è che
cito sempre dal sito di Attivissimo o del CICAP, uno dei due, i motori di oggi producono più scie di una volta, dice Attivissimo. Oggi sono molto più diffusi rispetto anche solo a pochi anni fa motori turbofan a doppio flusso che provocano più facilmente la formazione di contrails. Anche qui c'è l'inganno di prima, il fatto che avvenga più o meno facilmente la formazione della scia non determina la sua lunghezza. La sua lunghezza può essere determinata solamente da quello che c'è dentro la scia, la sua permanenza, scusate, quindi la lunghezza. La sua permanenza in aria può avvenire solo se c'è dentro qualche cosa che continua a galleggiare nell'aria, perché se fossero solo le particelle espulse dal motore, il pulviscolo raggelato dall'aria fredda che poi si scioglie, la scia dovrebbe sparire, quindi è molto semplice. Adesso c'è un'altra cosa che avevo preso qui, questo qui la saltiamo perché tanto eccola qua. La persona prima, lei ha detto io ho fatto una... Esatto. Il problema vero, a lei hanno detto, le hanno risposto siamo coscienti del problema, come dire non sappiamo dare una risposta ma sappiamo che c'è. Questo è avvenuto ai più alti livelli delle nostre istituzioni. Cioè è avvenuto ai più alti livelli, adesso vi faccio vedere due esempi, è avvenuto che le istituzioni rispondano e dicano sì, il problema c'è ma noi non possiamo farci niente. Nel 2003-2005 i deputati Ruzzante e Galante fecero diverse interrogazioni parlamentari chiedendo chiarimenti sul fenomeno delle scie permanenti. Il ministro della difesa Martino rispose i velivoli dell'aeronautica militare non sono coinvolti nella generazione o emissione di scie differenti da quelle normalmente dovute al vapore acqueo. Quindi non ha detto non sappiamo di cosa state parlando, ha detto non siamo noi a farle. Cioè i veicoli dell'aeronautica non sono coinvolti nella generazione o emissione di scie differenti da quelle normalmente dovute. Quindi queste esistono, se no avrebbe detto non capisco di cosa parliate. La stessa cosa l'ha detta niente po' di meno che il Presidente della Repubblica Napolitano. Ad una cittadina italiana, Luigina Marchesi, che gli aveva scritto una lunga lettera per denunciare le continue operazioni di aerosol sulla sua vallata, il Presidente Napolitano, tramite il suo attaché ovviamente, non personalmente, ha fatto rispondere: pur comprendendo le motivazioni e il coinvolgimento morale ed emotivo che hanno originato la sua istanza, devo mio malgrado informarla che risulta impossibile intervenire su materie regolate da specifiche disposizioni di legge, la cui applicazione spetta ai competenti ministeri e su cui la Presidenza della Repubblica non può in alcun modo intervenire. E concludeva dicendo: la informo che la sua istanza è stata nuovamente portata dal competente Ministero della Difesa per un sollecito esaustivo diretto riscontro. Cioè, il problema c'è, io Presidente della Repubblica non posso farci niente, riguarda il Ministero della Difesa, andate da loro. Quando un Presidente della Repubblica ti risponde così, vuol dire che il problema c'è. Quindi superiamo la prima fase, lasciamo da parte un attimo i debunker con le loro bugie sul fatto dei turbofan che fanno fumo dappertutto, sappiamo che un problema c'è. A questo punto si apre il secondo problema, appunto, di cosa c'è dentro. Non è questo, io non sono preparato per fare un discorso approfondito tecnico su cosa c'è dentro. So solo dalla ricerca che ho fatto fino adesso, anche perché non ho ancora fatto un documentario sull'argomento. Io di solito un argomento lo esaurisco quando faccio un documentario, mi ci metto dentro e tutto quello che trovo lo tiro fuori. Però diciamo che ho trovato alcuni dati interessanti. All'inizio degli anni '80 è nata la questione, ed è nata in ambito militare americano ovviamente. Si parlava di un programma che aveva una sigla che adesso non ricordo assolutamente, nella quale praticamente si spiegava, in questo documento militare, si spiegava che era necessario creare un sistema di controllo meteorologico per poter asciugare i cieli del mondo, dicevano, da condizioni eventuali di umidità, perché questo danneggia il nostro sistema, e qui c'era un'altra sigla di quelle che non ricordo, che praticamente era un sistema di controllo, di visione tridimensionale del territorio, del campo di battaglia. Cioè, il concetto del Pentagono è che vogliamo arrivare ad avere la possibilità di vedere i campi di battaglia su cui andiamo in 3 dimensioni da casa nostra, come con la PlayStation, potendo manovrare droni e altri armamenti automatici da distanza. Hanno addirittura coniato un termine che si chiama The Man in the Armchair, cioè l'uomo nella poltrona. Per loro il militare ideale
è un uomo seduto in poltrona nel Pentagono, dentro un bunker da qualche parte, che ha questa specie di videogame mondiale nel quale lui si diverte a fare tutto quello, ma ha bisogno, poverino, dell'aria molto secca ed asciutta, se no il sistema elettromagnetico, non so come si chiama, che serve per vedere in 3 dimensioni il campo di battaglia, non gli funziona bene. Questa era la nascita, quella che ho trovato io come nascita, come la prima documentazione effettiva nella quale si richiedeva di mettere a punto un sistema di controllo meteorologico. Poi però credo di aver capito, e mi sembra abbastanza evidente, che da lì questo giochino sia un po' scappato di mano a tutti, cioè ogni tanto arriva qualcuno che ci mette dentro del suo. Cioè, è chiaro, scusate, visto che avete già lo spray che funziona, posso buttare dentro questo morbo per vedere se magari come funziona sulla gente, fatemi una provina qui e là, eccetera, eccetera, e lo fanno. Un'altra volta un altro vuole fare un altro esperimento. Poi ci sono gli esperimenti invece, ci sono degli elementi chimici che invece fanno piovere. Adesso anche qui, siccome questo problema sta diventando, questo degli aerosol sta diventando un problema ormai visibile, non solo hanno messo le nuvole nell'Atlante normale delle nuvole, hanno messo dentro anche il controllo, ma cominciano a parlare di un termine del quale sentirete parlare sempre più spesso in futuro, geoengineering, cioè geoingegneria. Fanno finta di aver avuto l'altro ieri l'idea geniale che magari se noi in effetti ci mettessimo a spruzzare qualcosa in cielo, potremmo ritardare il riscaldamento globale, bugia tra l'altro colossale di per sé, ma a parte questo, non potendo più nascondere il fenomeno, fanno finta che sia fatto a fin di bene. Cioè ci racconteranno, e c'è stato già un episodio, non so chi segue il Colbert Show, che è uno show americano molto interessante, comico, ma interessante e intelligente. L'altra sera ha invitato un autore che ha presentato un libro a favore del geoengineering, nel quale presentava come fosse un'idea venuta veramente l'altro ieri, che diceva, sai, per poter controllare le emissioni di carbonio e il surriscaldamento globale, potremmo per esempio usare gli aerei di linea per spruzzare delle cortine protettive, magari delle nuvole che si allargano un po' in modo da fare protezione e rimandare indietro i raggi solari, mentre nel frattempo le industrie si adeguano per ridurre le emissioni di CO2. Ma guarda che idea curiosa che gli è venuta. Ci sono gli americani che da 30 anni denunciano che stanno già facendo questo, adesso gli è venuto in mente di fare questa cosa nuova, per cui quando appunto, come dicono loro, cat is out of the bag, cioè la stalla aperta e i buoi sono scappati, a quel punto lì l'unico modo è di dare una verniciata ai buoi e farli sembrare degli asini, in modo che così la gente li accetta. Questo è un discorso generale che abbiamo fatto sul meccanismo dell'informazione e della bugia e dei vari livelli che dobbiamo combattere per cercare di riuscire a capire qualcosa. Io non mi sono preparato altro, sono, come dire, preparatino abbastanza sui vari argomenti che ho trattato nei miei film, però preferirei, se per Francesca va bene, lasciare più spazio alle domande, visto che ci sono tante persone, immagino che ognuno abbia la sua da fare, che non andare avanti a parlare io così a vanvera.